Movida a numero chiuso, Vicenza incontra Pescherie Vecchie tra luci e ombre. 60 metri di strada tra Piazza Erbe e Piazzetta Palladio blindata il fine settimana tra transenne, percorsi obbligati e pattugliamenti serrati, con in campo anche la Military Police americana in divisa. Digerito il primo fine settimana di sperimentazione, i residenti e commercianti annotano gli effetti positivi immediati. Con il primo weekend è andato decisamente meglio che le volte scorse. Speriamo che continuino così allora. La piazzetta è ritornata ad essere quello che doveva. L'abbiamo vissuta, diciamo, in una maniera positiva perché ci voleva un controllo, ci voleva un intervento nel caso delle forze dell'ordine, del comune, di tutti gli enti. Ma non è oro tutto quello che luccica e anche la Movida a numero chiuso porta con sé effetti non tutti positivi. Ci rimettono moltissimo gli esercenti, qui hanno avuto perdite non di poco, quasi il 50% di perdita, perché è ovvio quello, meno gente c'è e meno gente consuma. Quindi da un lato ha avuto un effetto positivo, dall'altro ha avuto un effetto negativo e il problema è quello di trovare la via di mezzo tra queste o altre misure per risolvere il problema. Ecco. Sono estremamente dispiaciuto perché non c'è un'organizzazione, secondo me, con il comune per capire quale gente far passare, quale non far passare, perché ci sono questi 2 o 3 locali che sono vuoti. C'è stato un riscontro di molta meno clientela perché tante persone sono anche scoraggiate da trovare transennato, trovare chiuso e quindi a livello economico, diciamo, c'è stato un 30-40% in meno di lavoro. Problemi non ce ne sono stati, comunque sicuramente non penso che sia questo il modo per risolvere il problema. E soprattutto sembra non essere risolutiva. C'è da dire che comunque la gente passa bene o male, è pieno di ragazzi ubriachi, soprattutto davanti alla mia porta di casa, devo spesso chiedere permesso per uscire. Nonostante ci siano le transenne e tutto. Ha aiutato un pochino, diciamo, però mi aspetto comunque la presenza di più forze dell'ordine, perché senza di loro vedo che appena vanno via le forze dell'ordine la situazione torna come prima. Cioè perché a mezzanotte finisce il servizio di pattugliamento. Esattamente, dopo la mezzanotte torna tutto come prima. Purtroppo è così. Vabbè, quindi insomma, vi aspettate che magari venga prolungato il servizio eventualmente? Sì, questo assolutamente.